Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questa mattina una donna è stata trovata priva di vita all'interno del suo veicolo sul lungomare di Riposto nel Catanese di fronte al porto turistico. I carabinieri sono sul posto per condurre le indagini e stabilire le cause del decesso. La vittima è stata identificata come una donna di circa 45 anni, madre di 2 figli. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola alla testa poco dopo aver fatto rifornimento. In una zona diversa del paese è stata ritrovata per terra gravemente ferita, colpita d'arma da fuoco, un'altra donna, poi anch'essa deceduta. Indagini sono in corso per accertare dinamiche movente e se i 2 episodi siano collegati fra loro. I carabinieri della stazione di Francofonte nel Siracusano hanno arrestato un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a seguito di una perquisizione nel domicilio del giovane, hanno trovato ben nascosti nei mobili della cucina 110 grammi di marijuana, 30 grammi di cocaina, vario materiale per il confezionamento e alcuni bilancini di precisione. L'arrestato, percettore del reddito di cittadinanza, è stato posto ai domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Palermo Centro e la polizia municipale hanno sequestrato una discoteca abusiva nella zona di via Francesco Crispi. Nel locale, che si trovava in un condominio e gestito dal titolare noto alle forze dell'ordine, si stava svolgendo una serata danzante con circa 200 clienti. Dagli accertamenti è emerso che il locale non aveva alcun tipo di autorizzazione. La sala da ballo è stata sequestrata penalmente insieme all'impianto di amplificazione. Il titolare dell'attività è stato denunciato e sanzionato con 8.000 euro. A causa delle persistenti condizioni meteorologiche avverse che hanno causato forti bufere di vento e di neve, ieri i militari delle stazioni di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, in provincia di Catania, hanno prestato soccorso a molte persone isolate nei comuni alle pendici dell'Etna. Le squadre di soccorso sono state impegnate continuamente per tutto il giorno in diversi comuni pedemontani. In particolare hanno svolto un intervento determinante per un individuo che riceveva dialisi e che aveva bisogno di ricevere la terapia salvavita. Grazie all'aiuto della Guardia di Finanza è stato garantito il trasporto verso un centro in cui l'uomo ha potuto eseguire la terapia. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 14. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.